Ubriaco l'automobilista che ieri sera ha travolto due donne a Vittorio Veneto mentre attraversavano la strada. Una 69enne è morta sotto gli occhi degli amici che l'aspettavano al ristorante. Cava di Paese, parlano i comitati dei residenti, è un film che abbiamo già visto, dicono il rischio che i rifiuti pericolosi rimangano lì per sempre. Polizia antidroga della polizia locale a Treviso, arrestato un nigeriano con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, vendeva cocaina a insospettabili professionisti. Respinto il ricorso dei prigionieri di guerra degli americani partiti volontari per lavorare negli Stati Uniti e privati delle loro paghe. Il governo italiano non li risarcì mai. Il figlio di un soldato trevigiano, lo Stato, dice ci ha tradito. Già dal prossimo anno potrebbe esserci lo stop definitivo a nuove aree per la coltivazione del prosecco, a confermarlo il presidente del consorzio Prosecco DOC. Una marcia lungo il Terraglio da Preganzano a Mogliano, domani il corteo per dire basta alla violenza e allo sfruttamento delle donne. Sport e basket, domani delicatissima trasferta per la De Longhi di Treviso. Montegranaro sfida la squadra che proprio assieme a Treviso condivide il secondo posto in campionato. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con l'arresto dell'automobilista che ubriaco ieri sera ha travolto due donne a Vittorio Veneto mentre attraversavano la strada e una 69enne morta sotto gli occhi degli amici che l'aspettavano al ristorante, sotto gli occhi anche del titolare dello stesso ristorante. Sentiamo. Sì, di clienti che erano seduti qua, sento un botto, siamo usciti e abbiamo visto due donne a terra, una da una parte e una dall'altra. Investe due donne, una muore, l'altra è ferita. L'uomo alla guida era ubriaco. Il 46enne di Vittorio Veneto, responsabile dell'incidente, ora si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale e lesioni personali. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle 21. Le due donne investite dovevano solo fare pochi metri per trascorrere una serata in compagnia con dei parenti che le stavano attendendo all'interno del ristorante Al Sole in via Rizzera a Vittorio Veneto, quando sono state investite mentre a braccetto stavano attraversando la strada. Per Letizia Sperti, 69 anni di Farra dal Pago, non c'è stato nulla da fare. Poco dopo è morta sotto gli occhi dei suoi parenti che erano usciti dal ristorante per soccorrerla. Una delle due signore era in condizioni gravi? Sì, si è visto subito. Dopo è arrivata l'ambulanza e dopo... L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla donna, ferita l'amica 61enne, anch'ella dell'Alpago. Soccorsa dal personale del 118 è stata ricoverata all'ospedale di Conegliano. Sul posto, per accertare l'esatta dinamica della tragedia, i carabinieri di Vittorio Veneto, che hanno sottoposto il conducente ad alcol test. Aveva una quantità di alcol pari a 1,60 mg per litri, oltre il triplo del massimo consentito. È stato quindi arrestato e posto ai domiciliari. Nel frattempo sono molti i residenti della zona e i clienti abituali del locale che segnalano che nella via le auto sfrecciano ad alta velocità nonostante vi sia il limite dei 50 km/h. I pedoni qui corrono dei rischi allora? Certo, corrono dei rischi, ci sono stati anche dei precedenti, perché la gente corre perché la strada è dritta, in più è poco illuminata e mancano le strisce pedonali. E paura stamane per un incidente avvenuto poco dopo le 12 a Busta di Montebelluna, in via del Termine, quando una berlina di colore grigio si è improvvisamente cappottata, lo vediamo nelle immagini, lungo la sede stradale, riportando ampi danni. Ad avere la peggio i due occupanti del mezzo, due ragazzi di 20-19 anni, che sono stati soccorsi dal SUEM 118, ricoverati poi all'ospedale di Montebelluna in serie condizioni per le lesioni riportate. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Ed ora torniamo a parlare della cava di Padernello di Paese, messa sotto sequestro dalla Procura di Venezia a seguito della presenza dell'ingente quantità di rifiuti stoccati all'interno. Ritornano in sit-in i comitati dei residenti, da sempre in guerra per quest'area. Eccole le migliaia di metri cubi di rifiuti messi sotto sequestro col resto della cava di Padernello dalla magistratura veneziana. A portarci nell'unico punto dove si possono vedere da terra alcuni esponenti dei comitati di cittadini, da sempre in guerra con le attività estrattive in zona. Siamo preoccupati per noi e per le generazioni che verranno dopo di noi,
perché abbiamo diverse persone qui in zona ammalate e già decedute e noi vorremmo che questa situazione prendesse un'altra strada. Tanti dubbi sulla conversione della cava in area industriale. Non riesco a capire l'accanimento per farla diventare zona industriale quando non c'è la viabilità. È chiusa, in una bottiglia chiusa questa zona da 2 passaggi a livello. Una situazione combattuta da tempo dal consigliere regionale Andrea Zanoni, che sull'operazione di recupero della cava lancia un'accusa pesante. Con il cambio destinazione d'uso da cava a zona produttiva, quei 45.000 metri cubi iniziali di materiali cosiddetti non conformi, che adesso abbiamo visto essere rifiuti, sarebbero stati sanati di fatto perché potevano essere utilizzati nella nuova zona industriale. Il sindaco Francesco Pietrobon ribatte ricordando che da tempo Paese ha approvato una delibera che impedisce in tutto il territorio comunale l'attivazione di impianti di trattamento rifiuti. Insomma, una situazione dal presente e soprattutto dal futuro complicato, con conseguenze pratiche molto simili a quelle già presenti a 50 metri da questa cava. Abbiamo l'ex cava SEV, che è stata trasformata poi in discarica, dove hanno portato e sempre sequestrato 20.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. In seguito al quale sequestro sono stati addirittura poi portati tonnellate di amianto, perché serviva a ricevere i soldi per smaltire le 20.000 tonnellate. Alla fine questa azienda, la SEV, Servizi Ecologici Veneti, ha dichiarato fallimento, è fallita anche la società delle polizze fideiussorie e adesso a distanza di anni abbiamo le 20.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e le tonnellate dell'amianto portato successivamente. Torniamo alla cronaca con il blitz antidroga della polizia locale a Treviso, nella zona di San Liberale. È arrestato uno spacciatore nigeriano particolarmente attivo in città, tra gli insospettabili professionisti di Treviso. 26 anni, nigeriano, in Italia e a Treviso con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ma diventato in breve tempo un professionista dello spaccio. Quando la polizia locale di Treviso gli ha perquisito la casa a San Liberale, ha trovato più di 3.000 euro in contanti, cocaina, telefoni cellulari, carte poste pay, un bilancino, droga in infusione e una patente falsa. A lui sono arrivati dopo aver pizzicato un cliente abituale, un professionista trevigiano che si riforniva da lui regolarmente. Lo scorso anno ho speso 9.000 euro per comprare la droga da lui, ha confessato l'uomo, confermando che il 26enne non aveva certo bisogno di protezione umanitaria, tutt'altro. Era solito spacciare cocaina nei pressi di Curva Stadio, in un bar e nella sala scommesse localizzati nei pressi di un condominio. Il blitz ieri sera, gli agenti hanno trovato, oltre ai soldi, droga e kit di confezionamento, anche una bottiglia di gin con un'infusione di fiori di marijuana. Lo spacciatore è stato dunque condotto in carcere e ora è in attesa di giudizio. Ancora la cronaca, prima ha appiccato un incendio alla casa, poi ha minacciato di togliersi la vita. Paura nella notte a Salgareda, lungo l'argine del Piave, dove un 35enne ha tentato di suicidio dopo aver innescato il rogo. Per spegnere le fiamme altissime è stato necessario l'intervento di 4 squadre dei Vigili del Fuoco da Motta di Livenza, oltre a un'autoscala e un'autobotte da Treviso. Sul posto anche i carabinieri, che alla fine con un mediatore sono riusciti a far desistere l'uomo e a consegnarlo poi ai sanitari. Ed ora una storia incredibile, una storia di una battaglia che dura da anni e che pare aver trovato una conclusione negativa per chi ha portato avanti questa battaglia. C'è anche un montebellunese tra i reduci della Seconda Guerra Mondiale letteralmente beffati, secondo l'accusa, dallo Stato italiano. Sentiamo perché nel nostro servizio. Speravamo che lo Stato fosse uno Stato serio e invece non è così. La guerra non va mai in prescrizione, ma che stiamo scherzando? Ad andare in prescrizione, secondo la Cassazione, è il diritto di quei soldati italiani che durante la Seconda Guerra Mondiale vennero fatti prigionieri dagli inglesi e poi consegnati agli americani. All'armistizio, di fronte al bivio se restare fedeli al duce o andare a lavorare negli Stati Uniti, scelsero quest'ultima via. Così fece, allora ventenne, il montebellunese Bruno Dalla Lana. E questo ha fatto sì che mio padre andasse a lavorare in un'azienda agricola là del posto, e con i soldi che gli davano, insomma, una parte se li teneva, una parte li teneva lo Stato americano per poi darli allo Stato italiano, che una volta che mio padre tornava in Italia gli venivano consegnati. 26 milioni di dollari che lo Stato italiano si è di fatto tenuto. Quando negli anni 90 saltò fuori il caso, in 96 fecero ricorso, ma solo in 26, tra cui Dalla Lana, sono arrivati all'ultimo grado di giudizio.
La Suprema Corte ha ora deciso che, pur essendo palese che quei soldi spettavano loro, il diritto azionato è prescritto. Lui doveva avere qualcosa e invece i nostri giudici, i nostri politici, i nostri governi fanno così, tanto per passare il tempo. Non si parla di spiccioli, tra interessi e rivalutazioni a oggi quasi 1 miliardo di vecchie lire. Nessuno al rientro in patria avvisò quei giovani dei soldi che spettavano loro. Più tardi lo Stato si difese sostenendo di aver diramato la notizia attraverso giornali e radio. Nel 48, quando mio padre è venuto a casa, o nel 50, i giornali non si sa neanche cos'erano qua, la radio non c'era, già era un paese da ricostruire, no? Andare a prendere il giornale ogni mattina a vedere se il governo italiano ti scriveva questo o quest'altro. Una beffa, l'ennesima, per ragazzi che dopo il conflitto si ritrovarono con una vita e un paese da ricostruire. Il legale della famiglia ipotizza un ulteriore passo, un ricorso alla Corte europea. Nel frattempo viene da chiedersi che fine hanno fatto quei soldi. Lo sa, avevo proprio piacere di sapere chi li ha in tasca sti soldi, piacerebbe proprio saperlo, andare a rubare i soldi di persone, mandato in guerra a 20 anni, prigioniero, in America lui si è imboccato le maniche, si è messo a lavorare e il frutto del proprio lavoro dove è andato a finire? Non so. Domani si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Molte le iniziative di sensibilizzazione sul tema in questi giorni. E se nella Marca esiste una ferita vera, tangibile, antica nella lotta all'indipendenza femminile sul territorio, quella è il terraglio. Per questo domani, 25 novembre, il Comune di Mogliano ha organizzato una staffetta lungo il terraglio, una marcia aperta a tutti che partirà dalle 9:30 dalla pasticceria Terraglio per arrivare in piazza Caduti a Mogliano alle 11:45. Non è casuale la scelta di marciare su questa strada, ha spiegato il sindaco di Mogliano Carola Arena, perché è uno dei luoghi in cui si perpetua tutte le sere una subdola forma di violenza su ragazze e donne costrette a prostituirsi. E di violenza sulle donne si è parlato ieri sera al Paranise di Oderzo. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Un video in ricordo di Sara Anzanello, la campionessa di Ponte di Piave scomparsa un mese fa. Ha chiuso la serata Diciamo no alla violenza. L'anno scorso Sara era sul palco assieme ad altre atlete, testimonial di un evento che quest'anno ha voluto tributarle questo toccante omaggio. Una serata di informazione e riflessione organizzata dall'Associazione Amiche per la Pelle sulla violenza sulle donne, un fenomeno che purtroppo conta numeri allarmanti anche in provincia di Treviso. Siamo arrivati nel 2017 a 583 casi e stiamo abbondantemente nel 2018, ci avviciniamo a circa 600. Più 65 casi nei consultori familiari. Sul palco il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, la criminologa Roberta Bruzzone, che nel suo libro Io non ci sto più fornisce una serie di consigli pratici alle donne per riconoscere un manipolatore affettivo e liberarsene prima che sia troppo tardi. Attenzione, perché soprattutto il mondo delle relazioni affettive e intime può riservare veramente delle pessime sorprese. Confrontatevi con qualcuno che ne sa un po' più di voi e soprattutto non lasciate che nessuno si arroghi il diritto di decidere quello che va bene per voi, quello che è giusto per voi. Per favore, io sono terrorizzata, venite, per favore. Pronto polizia, operatore 6. Mia mamma sta litigando e mio papà sta picchiando mia mamma. In primo piano al fianco delle donne contro la violenza anche la Polizia di Stato, che ha partecipato portando l'esperienza di tanti casi di violenza tra le mura domestiche. E non potevano mancare i giovani degli istituti superiori di Oderzo, perché la lotta alla violenza sulle donne comincia proprio dall'educazione dei ragazzi in casa e sui banchi di scuola. Come me l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. Un tema, quello della discriminazione e della violenza di genere, di cui si è parlato oggi anche al Duca degli Abruzzi. Solo mantenendo una rotta lontana da stereotipi, pregiudizi e ismi, potremo arrivare a una parola diversa da utopia. Grazie.
Al Duca degli Abruzzi il riconoscimento ai ragazzi che hanno partecipato al progetto contro le discriminazioni e la violenza di genere promosso a livello nazionale da Terziario Donna, Confcommercio, che abbina con l'aiuto di Comune, Provincia e CGIL alternanza scuola-lavoro e sensibilizzazione al tema. Hanno lavorato sulla sensibilizzazione, sulla consapevolezza, la parità, l'inclusione sociale, producendo dei video, delle immagini davvero che possono insegnare anche a noi adulti come essere più tolleranti e come davvero includere tutti, non escludendo nessuno. 38 i progetti presentati dagli studenti di 4 istituti trevigiani per dare un nome e un logo alla nuova casa rifugio per donne e figli minori, a vincere i ragazzi del liceo artistico. E di queste 4 oggi praticamente abbiamo dato poi la nomea, luce a quello che è il nome ed effettivamente il logo che è stato scelto. Si tratta quasi sempre di violenza fatta all'interno della famiglia o comunque nell'ambito dei rapporti anche affettivi, con la presenza ahimè dei figli che quindi sono anche vittime di questa violenza assistita, quindi un quadro assolutamente in linea, giustamente preoccupante, sul quale siamo impegnati un po' tutti a trovare dei rimedi. All'esterno il flash mob finale. A me piace sempre pensare che la scuola non solo educa i ragazzi, ma tramite i ragazzi educa il territorio, educa la collettività, ragazzi che sanno insegnare anche agli adulti. Capire quali sono le differenze che ci sono tra maschi e femmine, e più che differenze le lontananze che ci sono tra questi, può ritornare molto utile per la nostra società. Noi viviamo in una società in cui dobbiamo cercare di cambiare la mentalità e quindi partiamo già dalla scuola, perché la scuola è la base dell'educazione. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo fra pochissimo. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare di Prosecco e dello stop definitivo delle nuove aree di coltivazione. Con tutta probabilità il 2019 sarà ricordato come l'anno della fine dell'espansione del Prosecco. A confermarlo durante un incontro organizzato dalla CEI di Treviso il presidente del consorzio Prosecco DOC, che ha ricordato il percorso stabilito per le ultime concessioni al prodotto boom della viticoltura veneta e italiana. È stato stabilito di fare praticamente un aumento della superficie in 3 bandi diversi di 1200 ettari ciascuno. Il primo è stato fatto, il secondo dovrebbe uscire nei primi mesi del 2019 e il terzo abbiamo stabilito che andremo a verificare se ci saranno ancora le condizioni per mantenere questo progetto. Gli ultimi lotti saranno distribuiti non soltanto in relazione alle quote di vitigno espiantato e alla proprietà di terreni nelle zone DOC, ma anche ad altri parametri che daranno un punteggio, e tra questi la certificazione sulla sostenibilità vitivinicola. Questo era nel bando del 2017. Lo sarà anche nel bando del 2018. Indicazione forte quindi verso i produttori, perché non vengano più usati fitofarmaci sui terreni e tra le vigne, e il Prosecco ma anche altri vini siano sempre più ecocompatibili. Una richiesta che arriva in particolare dai mercati esteri, che coprono gran parte della produzione delle nostre cantine. Non basta più fare buon vino, bisogna dargli del valore aggiunto. Il valore aggiunto è la certificazione e la sostenibilità. Un percorso obbligato per questo settore, stando i numeri di conversione delle aziende trevigiane. C'è un aumento della superficie che è del 60% nella marca trevigiana di superficie, e quindi che ci sono aziende che stanno iniziando questo percorso di entrata nel biologico e iniziano un periodo di conversione che porterà ad avere il prodotto biologico. Ancora vini, parliamo però dei vini eroici dei Balcani. Oggi presentazione della serata dedicata proprio ai vini eroici dei Balcani con il sindaco Conte. Uvaggi che maturano in luoghi impervi della costa croata e per questo molto simili alla fatica di coltivare il nostro Cartizze. Il vino eroico è un vino che cresce in zone praticamente impervie, dove l'uomo fa una grande fatica. Questo vuol dire grandi pendenze, alte quote, piccole isole. Sono piccolissimi produttori che fanno dei vini di alta qualità e, secondo me, proteggono il territorio. Li chiamano vini eroici, uvaggi unici nel loro genere perché prodotti da quelle che da sempre vengono definite le terre estreme. Profumi e sapori unici perché legati alla costa adriatica che guarda all'Albania. È quella di Dubrovnik, l'antica Ragusa, di quando anche qui sventolava il leone di San Marco.
Emozioni enoiche ed emozioni culinarie sono quelle proposte sulla terrazza dei Carraresi che guarda al Cagnan, dagli chef di un luogo reso mondiale dal tiramisù, le beccherie. Noi porteremo un nostro piatto che è un risotto con le mandorle armellina e le lumache e poi naturalmente il piatto del ristorante che è il tiramisù. Con loro anche le stelle della cucina croata che raccontano subito un loro segreto. Quando noi cuciniamo, infatti, assaggiamo da un lato il cibo e dall'altro lato il vino e deve essere un insieme. Tra gli estimatori anche il sindaco Mario Conte, che sottolinea come l'enogastronomia internazionale Treviso sia un altro degli obiettivi della Giunta per la cultura trevigiana. Treviso vuole abbinare l'enogastronomia a un percorso anche culturale e internazionale, quindi che vedrà altre collaborazioni con paesi europei, ma vogliamo puntare molto anche sulla cultura. A breve presenteremo 4 anni di programmazione all'interno del quale saranno inseriti anche questi eventi enogastronomici di altissima qualità. Dal sindaco di Treviso a quello di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, dopo il certificato di nascita in lingua veneta consegnato a ogni nuovo nato registrato all'anagrafe comunale, ora il primo cittadino pensa anche agli sposi. Chi si unirà ai matrimoni in municipio potrà infatti fregiarsi di un certificato ufficiale che porterà la dicitura in lingua veneta Maridadi in Veneto. Si tratterà, precisa il sindaco, di un documento trilingue perché oltre al veneto riporterà la dicitura anche in italiano, sposati in Veneto, e quella inglese, married in Veneto. Il tutto accompagnato, conclude Szumski, dal gonfalone della Serenissima, ovviamente senza costi per l'amministrazione. E adesso lo sport, il basket, domani una delicatissima trasferta per la De Longhi a Montegranaro. Questa partita darà un po' la cifra della velocità della nostra crescita. Caccia all'antifortitudo. Se la gara di domani contro Montegranaro ha una lettura, è proprio questa. Treviso e l'avversaria appaiata al secondo posto in campionato dietro ai bolognesi. L'esito della trasferta deciderà chi, almeno in questa primissima fase della stagione, è la lepre inseguitrice della finora imbattuta capolista. Per coach Menetti è la prova del 9, accertare lo stato di salute di una squadra che sta dando ottimi segnali, ma cerca ancora la vetta. Incontriamo l'altra seconda, fuori casa, in un campo comunque difficile, con una squadra che già dall'anno scorso ha dimostrato di fare molto bene e quest'anno si è assolutamente confermata. Assente Giovanni Tomassini, che sarà nei 12 ma ancora non disponibile. Coach Menetti però ormai da tempo non ne fa una questione di infermeria, vuole una De Longhi compatta come gruppo, ovvero quanto visto contro Iesi. Nessun protagonista, tutti protagonisti. Vogliamo assolutamente far bene in un campo difficile con una squadra forte, insomma ci sono tutti gli ingredienti per fare in modo di scendere a Montegranaro veramente con grandi motivazioni. Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare, vediamo com'è andata a Treviso. Si sta concludendo in queste ore la 22esima giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Diversi supermercati coinvolti anche nel Veneto e nella Marca. Raccolta possibile grazie a un piccolo esercito di volontari, con gli alpini in prima linea ed altre associazioni del territorio. Qui ad esempio siamo a San Biagio di Callalta. I volontari distribuiscono le borse gialle dove i clienti del supermercato possono mettere i generi alimentari. All'uscita vengono suddivisi e riposti in questi scatoloni, che finiranno in uno dei 22 banchi alimentari nazionali. Verona, quello di riferimento per il Veneto, per dare un aiuto ad oltre 1,5 milioni di persone bisognose attraverso 8.000 strutture caritative. Per il momento molto bene, c'è tanta affluenza qua al supermercato, siamo molto felici, molto contenti, speriamo che tutto il giorno sia così. Di solito ne porto, cioè gli altri anni spendevo anche 25 euro, quest'anno ho preso pasta, olio e un panettone. Che è giusto aiutare i poveri, ho preso una bottiglia di olio, dopo 2 litri di latte e 1 chilo di zucchero. Portano fuori tanta roba per bambini, omogenizzati, olio che non ha scadenza, pasta abbastanza, tonno, carne in scatola, quindi hanno delle scadenze molto lunghe e quindi possono essere distribuite con più tranquillità. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo ancora lievemente instabile, ma vediamo il dettaglio.
Sul Veneto sarà una giornata piuttosto grigia, con cielo molto nuvoloso e spesso anche coperto, con piogge che riguarderanno soprattutto i settori orientali e meridionali della nostra regione. Più asciutto invece altrove. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature minime tra 7 e 10 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo sostanzialmente instabile. Avremo infatti rovesci e temporali diffusi sin dal mattino e localmente anche forti, ma in lieve attenuazione durante le ore notturne. Temperature minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile, tuttavia con qualche foschia o nebbia sulle vallate del Trentino nella prima parte della giornata, poi in dissolvimento entro il pomeriggio. Più sole sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 3 e 6 gradi. Massime oscillanti invece tra 9 e 13 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.